Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale sul motorsport in Friuli Venezia Giulia. Partiremo con Cesare Zammarian e Michele Amodio, il primo presidente e il secondo vicepresidente del Motoclub Sabbiadoro. Poi la seconda parte, 4 ruote di traverso protagoniste con Rudy Diserò, l'organizzatore del Park Rally Show, evento dell'8 agosto a San Filippo, San Michele al Tagliamento. Ma partiamo con un servizio che riguarda la vittoria nel mondiale enduro di Lorenzo Macoritto in Svezia. Doppio successo svedese nel mondiale enduro GP 2021 per Lorenzo Macoritto nelle gare di venerdì 23 e sabato 24 luglio nel sud della Svezia. Il pilota di San Daniele, alfiere del Motoclub Manzano, in sella alla TM 250 ufficiale del team Boano, conquista il terzo e quarto sigillo iridato della stagione dopo le vittorie in Portogallo e Estonia. Partenza col botto al venerdì con Lorenzo che ha dominato conquistando 8 speciali delle 10 disputate, trionfando nella classifica assoluta junior con un vantaggio di 12 secondi sul compagno di team Matteo Pavoni e 32 di vantaggio sul terzo classificato, il pilota di casa, lo svedese Alin Max. Grande battaglia nella prova del sabato con Macoritto che dopo un inizio difficoltoso nel primo enduro test ha iniziato una lenta e inesorabile rimonta durata per l'intera gara, compiendo il sorpasso al fotofinish sull'ultima prova speciale, la cross test, ai danni del compagno di squadra Matteo Pavoni, che deve accontentarsi del secondo gradino del podio con un ritardo di meno di 2 secondi dopo oltre un'ora di gara. Terza posizione per il francese Leo Leclerc su Scerco a 37 secondi. La stagione del talentuoso pilota friulano continuerà con la 95esima edizione della 6 giorni di enduro, il mondiale a squadre a Rivanazzano Terme in provincia di Pavia dal 30 agosto al 4 settembre, dove Macoritto difenderà i colori azzurri della nazionale junior. Lorenzo dovrà chiudere anche la pratica del campionato italiano assoluti d'Italia di enduro, dove si trova ad un soffio dalla conquista del titolo tricolore di classe 250 due tempi, che verrà assegnato a fine settembre nella gara di casa a Maniago, organizzata dal Motoclub Fanna. Buonasera, con noi questa sera si parla assieme ai ragazzi del Motoclub Sabbiadoro, il nuovo direttivo, nuovo tra virgolette, nuovo perché lo presentiamo questa sera qua a Telefriuli, Cesare Zammarian, che è il presidente, il vicepresidente che è Michele Amodio. Ciao ragazzi! Buonasera, ciao Marco. Partiamo dunque, Presidente, un'eredità importante, la tua, quella che hai preso, chiaramente anche e soprattutto per quella che è stata la storia recente sotto l'aspetto organizzativo del Motoclub Sabbiadoro, con delle gare veramente da favola che riguardavano appunto il campionato italiano assoluti d'Italia di enduro, 3 edizioni veramente fantastiche. Adesso chiaramente si è voltato completamente pagina. Sì, si è voltato pagina partendo da un presupposto. Il Motoclub Sabbiadoro, diciamo, vuole ricalcare e mantenere soprattutto la linea che precedentemente Silvio Clotter aveva instaurato oramai da 14 anni. Quindi il nostro primo obiettivo è mantenere una certa qualità anche nelle manifestazioni. Chiaramente direttivo nuovo, ragazzi che sono entrati come Michele che mi dà una mano, la segretaria Giorgia e diciamo i consiglieri, vedo è un gruppo affiatato, hanno voglia di fare e quindi ci sono i presupposti. Chiaramente ripercorrere le orme degli anni passati è un altro discorso, si partirà diciamo con delle manifestazioni un po' più semplici e qui ci volevo anzi anticipare la nostra presenza al Bike Café a Lignano il prossimo 16 al 19 settembre. Organizzeremo noi il fettucciato in una maniera come noi siamo abituati, fra virgolette, e quindi piano piano cominciamo a entrare dentro di nuovo nelle manifestazioni e dopo vedremo insomma.
Michele, il fettucciato che preparerete in occasione appunto del Biker Fest ricalcherà parzialmente quello che è la prova che era stata appunto utilizzata come terreno per gli Assoluti d'Italia di enduro, oppure sarà vicina? Diciamo che sarà vicina, si utilizzerà un pezzo, il terreno è sempre lo stesso, sì, è quello alla fine. Ma voi chiaramente, oltre che tirare le fila del motoclub Sabbia d'Oro, avete anche quella grande passione perché non disegnate sicuramente di indossare casco, guanti, stivali e via, immagino. Sì, diciamo che sono un po' più i giovani che corrono, ma comunque dai, quando posso e gli impegni me lo concedono, ben volentieri metto ancora il casco, sì, certamente. Per voi non è facile come eredità, immagino, soprattutto in questo periodo, visto quello che è stato fatto, diciamo, dal precedente direttivo. Comunque non vi spaventate, siete partiti in maniera così sottotono perché volevate prendere, immagino, le misure, fare esperienza anche piano piano, ma un futuro, immagino che un qualcosa di interessante vogliate organizzarlo anche voi. Sì, certo, ci sono vari progetti in campo, anche collaborazioni, probabili collaborazioni future con motoclub vicino a noi. E comunque sono dei progetti ancora sulla carta. Nel frattempo, appunto, facciamo un po' di rodaggio, vediamo il gruppo, anche perché il gruppo di lavoro che è molto importante, dove si è visto insomma cosa poteva fare negli anni passati con il campionato italiano enduro Lignano e le varie gare di enduro country. Diciamo che fisiologicamente è venuto, per vari motivi si è ridotto, diciamo. Comunque il zoccolo duro c'è ancora dietro di noi, che comunque ci dà una mano e ci suggerisce eventuali cose. Non anticipiamo niente perché, ti ripeto, per il periodo che stiamo passando non è facile, anche noi si voleva partire subito già a gennaio con degli allenamenti hobby sport su sabbia, in previsione di anche le gare di enduro che il motoclub sia a grado voleva fare, ma è stato posticipato per Covid, quindi è saltato tutto per quei motivi. E adesso speriamo insomma di uscire da questa veramente impasse che è interminabile. Un impasse certamente per voi, ma così un po' per tutti gli organizzatori. Ma Michele, il rapporto con Lignano, chiaramente voi, la Tisana come comune, però con un legame ormai fortissimo con quello che è appunto una delle principali città turistica della nostra regione. Immagino un domani ancora qualcosa, un grande punto di domanda chiaramente, però qualcosa dovete fare per quella che appunto sono le aspettative legate a Lignano. Sì, beh, ovvio, il comune ci dà grandi spazi, dobbiamo cercare di soddisfare un po' tutti e di fare al meglio, di tenere sempre una linea molto alta come abbiamo avuto in questi anni. Poi Michele, c'è un legame fortissimo tra Lignano e quelle che sono le ruote tassellate, certamente prima la 12 ore, e questo ha lasciato un segno indelebile e appunto questo può favorire anche a livello di immagine Lignano il legame con l'enduro, ma non solo. Sì, ovvio. La sabbia prima di tutto è quello che ci contraddistingue dagli altri. E cercheremo di organizzare manifestazioni appunto a Sabbia d'Oro, sì. Con nuove leve legate appunto a quello che può essere il vivaio delle due ruote tassellate, mini enduro ma anche mini cross, c'è qualcosa che si muove perché sicuramente non è facile, ne abbiamo parlato un attimo fa, la pandemia certamente ha reso tutto molto più complicato, ma come si sta muovendo diciamo il vivaio? Abbiamo diversi giovani, non giovanissimi, ma si muove, siamo positivi.
più per quanto riguarda l'enduro oppure il motocross? Più nel motocross. Perciò voi siete sempre stati con anche un'attenzione sul motocross, a parte che ci sono sempre state le due anime, quelle dell'enduro e quello del motocross. Cesare, te da che parte stai? Beh, ovviamente io sono un po' più sulla parte dell'enduro. Vedo che i giovani ultimamente, forse per mancanza anche di spazi di allenamento, perché comunque molte piste stanno venendo fuori, stanno incentivando, si sta spostando un po' l'attenzione sul motocross, ma io sì, il mio cuore batte nell'enduro, chiaramente ho sempre corso nell'enduro, motocross per me è una cosa eccezionale. Ecco, le tue moto sono sempre con il fanale, perciò sì, fanale targa, certamente. Fanale sì. targa. Beh, c'è anche da sottolineare che, lo dicevate anche voi un attimo fa, è molto più semplice anche il motocross con dei crossodromi a disposizione. L'enduro diventa, soprattutto anche per un discorso ambientale, un po' troppo sotto la lente, spesso ingiustamente, anche perché è una specialità, e lo ha dimostrato anche a Lignano Sabbiadoro, capace fuori stagione di portare tantissime persone, turisti, ma dare una grande visibilità a Lignano fuori stagione in campo internazionale. Lo avete fatto voi come Sabbiadoro, perciò bisogna darvi atto, perché voi c'eravate già, eravate grandi lavoratori, lo ricordo bene, e avete anche giustamente voi preso in quel caso delle belle soddisfazioni. Sì, certamente. Quella diciamo che è lo spirito di una gara da portare a Lignano. A Lignano, se meglio di me, è un comune che bisogna fare qualcosa di qualità, perché diciamo che l'amministrazione comunale ci ha sempre appoggiato, anzi però richiede uno sforzo, fra virgolette, maggiore, senza nulla togliere a tutti gli altri motoclub, per l'amor di Dio. Questo chiaramente comporta uno sforzo molto più alto, sia di mezzi, di costi, e purtroppo oggi sono i costi che vanno a influire un po' su tutte le manifestazioni. Grazie a Cesare Zamarian, presidente del Motoclub Sabbiadoro, e il vicepresidente Michele Amodio. Buon lavoro ragazzi, ovviamente sperando di rivederci presto a presentare tanti eventi organizzati dal Motoclub Sabbiadoro. Ciao e buona serata. Grazie a te, un saluto a tutti. Grazie Marco e buonasera a tutti i motociclisti. Buonasera a Rudy Diserò, organizzatore del Park Rally Show. Buonasera a tutti. Rudy, allora come sta andando questa fase di preparazione a quello che sarà l'evento rallistico dell'8 agosto? Bene, siamo molto contenti, stanno arrivando ancora iscrizioni. La cosa che è buona per noi e anche per sicuramente gli organizzatori, che a Val Tiberina hanno raggiunto il tetto massimo di iscritti, quindi tanti piloti stanno dirottando nel nostro evento. Quindi stanno arrivando nuove iscrizioni, siamo arrivati già a 2 N5, comunque si sta rinnovando giorno per giorno. Anche oggi mi hanno già contattato altri 2 per venire giù a trovarci. Perciò N5 parliamo di una vettura che è una delle grandi novità che sono state appunto presentate nella passata stagione. Cosa c'è? Una DS3, perché lo sappiamo già, ci sarà anche una Polo, mi sembra. Sì, questa è stata finita proprio questa settimana, vanno a prenderla la prossima, quindi ci hanno già confermato la loro presenza. Poi probabilmente tornerà un ospite che ha fatto tutte le nostre edizioni, Luciano Cobe, con la Skoda R5, e si sta sempre rinnovando, perché appunto c'è questo momento di spostamento di piloti, perché appunto hanno raggiunto il tetto massimo al Val Tiberina e quindi vogliono venire a trovarci. Beh, questa sarà sicuramente un'occasione in più per ospitare magari dei piloti che così potranno assaggiare la terra del Park Rally, magari anche per la prima volta. Sì, esatto, c'è qualcuno di nuovo anche da lontano, perché abbiamo un pilota che si è già iscritto da Ancona anche. In più quest'anno, tramite la fortuna di avere questo staff nuovo, associato all'ASI con Paolo Di Pinto come presidente,
più abbiamo l'associazione La Fiorita, il presidente Massimo Baschiera, e la novità di quest'anno è che tramite appunto loro siamo riusciti anche ad avere il patrocinio di AC Sport, e avremo Moreno Rosso, verrà giù, AC Sport Venezia, Veneto, verrà giù a onorarci della loro presenza. Quindi abbiamo anche coinvolto nuove cariche, la fortuna, abbiamo anche un comune, io ho avuto la riunione proprio 2 sere fa con il sindaco e il comandante della polizia municipale. Appunto, ormai sappiamo tutti che stanno arrivando le nuove regole per il Covid, e quindi abbiamo messo in piedi un piano sicurezza che è già provvisorio, nel senso è stato fatto ma è già provvisorio, perché a 5 arriveranno il nuovo piano, i nuovi DPCM, quindi ci saranno di nuovo delle modifiche. Mi dicono andremo probabilmente verso Green Pass oppure vaccino e tampone per il pubblico anche, oltre che naturalmente i piloti. Al momento le cose, noi dobbiamo controllare la temperatura, mascherina e distanza. Per fortuna siamo e comunque spazio ne abbiamo. Però sì, qualcuno mi ha già chiesto ma si può venire, non si può venire? Certo, si può venire, però dobbiamo usare la testa, quello come tutti ormai siamo abituati a tutti che hanno la testa. Perciò ci sarà per forza un rispetto pieno, immagino, da parte vostra per quelli che sono i regolamenti Green Pass, molto probabilmente. Questo, fortunatamente per voi, le tribune sono molto ma molto ampie, perciò facilmente si potranno tenere il distanziamento, quello che giustamente per rispettare le regole deve essere fatto. Sì, se le regole rimangono come sono adesso non abbiamo nessun problema con il pubblico, perché noi abbiamo già organizzato ad avere delle persone addette con il termometro in modo da misurare la temperatura. Verrà dato un braccialetto a tutte le persone che vengono controllate, perché essendo un argine appunto gli accessi possono essere dappertutto, cioè un'area aperta. Quindi dopo avremo delle persone che controlleranno l'argine durante la giornata in modo da controllare chi ha il braccialetto, chi non ha il braccialetto viene fatto il controllo sul posto. Se le cose cambiano per il 5, può essere che appunto entri in vigore il Green Pass, vediamo il nostro governo cosa deciderà, però al momento grazie alla disponibilità del comune nell'arco di 2 ore abbiamo finito le cose. Rimane tutto invariato solo con precauzione. Rudy, allora è confermata il Delta S4 come tra i partecipanti, e questo sarebbe già una grandissima novità. Quella ancora no, ci siamo sentiti mercoledì, loro vogliono venire, però anche loro sono vincolati dalla questione Covid, vogliono sapere che regole per venire da noi, che appunto essendo che vengono dall'Austria stanno aspettando un po' anche loro, perché anche loro non sono messi diciamo bene, ecco. Loro hanno le loro regole, noi abbiamo le nostre regole, anche se siamo tutti comunità europea, ma ognuno fa quello che crede o che può fare. No, ci siamo sentiti, loro vorrebbero venire giù, però sono in attesa appunto un po' di capire cosa devono fare per venire di qua, se ci sono appunto delle modifiche, perché ormai purtroppo sappiamo che stiamo andando giorno per giorno a capire cosa sta cambiando e succedendo. Perciò una bella occasione, si partirà dalla mattina abbastanza presto e poi per tutta la giornata ci saranno varie batterie di esibizioni, possiamo dire così, ma una delle cose più positive a mio avviso è la possibilità facilmente di guardare gran parte del tracciato da una posizione favorevole, alta, in queste tribune naturali che dominano un tracciato così particolare del Park Rally Show. Sì, la cosa bella che tutti ci invidiano è appunto la tribuna naturale che è fatta a 2 piani, perché l'argine è diviso in 2 piani, quindi si possono disporre il pubblico in 2 file. Abbiamo quasi 1 chilometro di argine, quindi problemi di spazio non ne abbiamo, e in qualsiasi posto il pubblico si mette, vede tutta la pista, addirittura anche i box, quindi movimenti interni nei box, però è un posto fantastico. Addirittura un episodio mi è successo giovedì, tornando a casa sono andato a prelevare il DS, in autostrada in tangenziale a Mestre si è affiancato una signora con la famiglia, mi ha fatto segno al finestrino se c'era una gara, gli ho detto no, c'è un evento a Bibione, comune di San Michele al Tagliamento, e il marito mi ha urlato ma quello giù dall'argine? Ho detto sì,
quello, cioè io sono rimasto a bocca aperta, non so da dove venivano, in tangenziale a Mestre mi è successo questo, quindi il piacere di sapere che la gente si ricorda di noi, cosa abbiamo fatto di buono, insomma, ecco. Una bella giornata sicuramente da vivere continuamente, anche perché i contenuti sportivi ci saranno, perché non mancheranno anche dei piloti che così vorranno anche testare delle vetture, ma poi è chiaro, quando si indossa il casco si ha sempre il desiderio di divertirsi, ma di regalare spettacolo al pubblico, che lì è sempre stato numeroso. Sì, sicuramente lo spettacolo è una parte fondamentale e noi facciamo per quello. E dopo, fra di loro, ormai si sono abituati a lanciarsi le sfide, ma soprattutto a divertirsi. La bella cosa di questo evento è che si può vedere tutto, dalle macchine da rally, le macchine da autocross, alle macchine nuove, quelle che adesso appunto si parlava di N5. Ci sarà, che tanti mi hanno chiesto, Cattelan con il Mercedes, forse anche con un'altra macchina, perché forse vuole correre con 2 macchine, perché ha detto che lui si è sempre divertito tanto, e quindi veramente lì trovano di tutto, veramente un motor show, il vecchio motor show di Bologna l'abbiamo portato qua, ecco, quindi siamo orgogliosi e fieri. Perché ci sarà praticamente uno sviluppo parallelo anche, dove ci saranno delle sfide di esibizione appunto tra dei piloti. Sì, noi abbiamo visto che anche se non abbiamo i cronometri, un po' loro si mettono in gioco fra di loro, ecco, quindi sanno che quando passano in quel punto il navigatore sa già se ha corso bene, non ha corso bene, se hanno sbagliato, cercano sempre di fare meglio, il tiro migliore che riescono a ricavare dalla giornata. Quindi sì, loro ormai si sfidano anche nei box, dai, entra con me, l'anteriore con il posteriore, il 4x4 con l'anteriore, e loro si mettono a giocare tra di loro nei box, vengono a chiedere: senti, posso entrare con lui? Quindi anche l'ambiente proprio di amicizia che si è creato ormai all'interno. C'è anche l'occasione per ricordare Roldo Canal in questa edizione appunto dell'8 agosto del Park Rally Show. Sì, quest'anno mi è stato proposto da un caro amico che faceva assistenza anche a Roldo, Giancarlo. Lui ha sì un'amicizia con Roldo, io, mio papà, avevamo la carrozzeria, cioè adesso c'è mio fratello che faceva assistenza a Roldo. Purtroppo Roldo è venuto a mancare ormai più di un anno fa. Abbiamo deciso, siccome lui era appunto di San Michele Tagliamento, aveva attività anche a Bibione, ha avuto più attività, abbiamo deciso di intitolare l'evento lui, perché negli anni Roldo si aveva creato un nome come pilota e come amico. È prevista forse, se non ci sono gare, la presenza di Johnny Cecotto, che vuole venire a consegnare lui proprio il trofeo che verrà dato. Adesso dovremo decidere se è il pilota più spettacolare o quello più divertente. Adesso vedremo chi, la macchina più bella, perché appunto non c'è una premiazione vera, ma è un riconoscimento che noi diamo ai piloti. E quest'anno abbiamo deciso di regalare questo evento a Roldo, perché insomma è un amico di tutti i piloti. E queste erano le anticipazioni di Rudy Diserò, organizzatore del Park Rally Show. Ricordo 8 agosto, San Filippo, San Michele al Tagliamento, vicino Bibione, sul confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un in bocca al lupo in questa ultima settimana di preparazione all'evento. Speriamo che vada tutto bene e che continuino ad arrivare appunto le iscrizioni. Noi siamo quasi arrivati al numero massimo. E la prospettiva è di fare bene. Abbiamo anche come coreografia, abbiamo avuto 2 gonfiabili dalla Mafra, abbiamo tutte le nostre cose, ci saranno probabilmente anche i fuochi d'artificio finali, anche se non andiamo a finire con il buio, però qualcosa faremo. Di sicuro non mancherà lo spettacolo. Grazie, buona serata. Grazie a voi, arrivederci tutti. Nero